Eder. Mac. Pallister. Via Felice Maclig, 16, Rione San Luigi. Case popolari, silenzio di condominio, la normalità di chi torna a casa e vuole solo chiudere la porta e vivere in pace. Poi, all'improvviso, la scena che ribalta tutto. Nastro della polizia, sigilli della procura sulla porta, scale attenzionate centimetro per centimetro. E quell'idea che resta appiccicata addosso a tutto il palazzo come umidità invernale. Qui non è successo qualcosa, qui qualcuno è entrato per fare una cosa precisa. La vittima è Nicola Granieri, triestino, 73 anni. Il suo corpo viene trovato nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, riverso in una pozza di sangue dentro l'alloggio Ater. A lanciare l'allarme è un conoscente, uno che aveva le chiavi e che, non riuscendo più a mettersi in contatto con lui, decide di entrare. Quello che vede non è un malore, non è una caduta, non è una disgrazia domestica, è una scena da omicidio. E infatti l'autopsia svolta all'obitorio di via Costalunga sposta la vicenda dalla categoria giallo da chiarire a quella esecuzione da spiegare. Perché la ferita non è una ferita qualsiasi. Le prime risultanze dicono colpo d'arma da fuoco alla nuca a distanza ravvicinata con il proiettile che attraversa il cranio ed esce dalla tempia. Questa dinamica fa a pezzi l'ipotesi iniziale della caduta o dell'urto. Qui c'è un'arma, c'è un'intenzione, c'è un gesto che non si confonde con un incidente. E poi c'è un altro dettaglio che complica tutto e rende più larga la caccia. La morte potrebbe essere avvenuta almeno un giorno prima del ritrovamento. Traduzione: la finestra temporale si allarga e con lei la quantità di immagini da visionare, persone da ricostruire, movimenti da incastrare. Non stiamo più parlando di chi è entrato in quell'ora, ma di chi è transitato in quella zona in un arco più ampio. Magari quando il quartiere era più vuoto, magari quando i rumori si confondono con la vita di tutti i giorni. In un condominio, di solito, il rumore è un testimone. Qui, invece, il rumore sembra essersi preso ferie. Vicini e residenti dicono di non aver sentito lo sparo, né trambusti. È un punto pesantissimo. O chi ha sparato ha avuto fortuna sfacciata, oppure ha scelto un modo per non farsi sentire, o ancora ha sfruttato un contesto in cui nessuno ascolta più davvero, perché ognuno vive nel proprio appartamento come in una capsula. Gli inquirenti però ragionano anche sull'ipotesi del silenziatore. E quando in un omicidio compare l'idea del silenziatore, automaticamente compare anche un'altra parola: professionalità. Non come certezza, ma come possibilità concreta. A questo punto, la domanda fondamentale diventa quasi banale proprio per questo spietata. Chi era Nicola Granieri, davvero? Perché il luogo in cui viveva racconta una storia, ma quello che aveva in casa ne racconta un'altra, completamente diversa. Granieri viveva in una casa popolare, in un appartamento Ater, senza ostentazione. Eppure, secondo più ricostruzioni, nell'alloggio c'erano valori enormi: contanti, oro, gioielli, orologi di lusso. Le stime parlano di cifre molto alte, fino a oltre 1 milione di euro. E non parliamo di 2 collanine nel cassetto, ma di un patrimonio che, se vero, cambia il movente e cambia il tipo di persona che poteva bussare alla sua porta. La scena interna, infatti, è un'altra fotografia inquietante. Cassetti aperti, armadi spalancati, una scatola rovesciata sul pavimento e soprattutto una cassaforte o comunque una cassetta di sicurezza aperta. Sembra il classico dopo rapina, ma qui arriva lo strappo narrativo, quello che rende il caso appetitoso e disturbante insieme. Molti valori sarebbero rimasti comunque in casa. Quindi, se è stata rapina, non è stata una rapina pulita nel senso comune del termine. Se è stata messa in scena, allora qualcuno ha provato a dipingere un furto per coprire altro. E se è stata un'esecuzione mascherata, allora il disordine non è caos, è scenografia. In mezzo a questi oggetti, a questa confusione, spunta un elemento tecnico che nei casi moderni vale quasi quanto un testimone: le telecamere. Granieri avrebbe installato 2 telecamere interne e un sistema d'allarme. La polizia sta acquisendo registrazioni da sistemi pubblici e privati della zona e perfino riprese di autobus, perché oggi la città è un mosaico di occhi elettronici. Ma anche qui c'è un colpo di scena. Una delle schede di memoria di una telecamera risulterebbe mancante o rimossa. Se questo dato venisse confermato, significherebbe che chi è entrato non solo ha ucciso, ma ha anche avuto il sangue freddo e il tempo per ripulire almeno una parte della memoria digitale della casa. Non un gesto da ladro improvvisato che trema e scappa. Un gesto da qualcuno che sa cosa cercare.
E poi ci sono le scale. Perché fuori dall'appartamento, lungo le scale della palazzina, vengono segnalate macchie rosse e gocce compatibili con sangue. Su corrimano, muro e persino su una porta ai piani superiori, secondo alcune ricostruzioni. È un dettaglio che apre un ventaglio di possibilità tutte scomode. L'assassino si è ferito? C'è stata una colluttazione? Oppure quelle tracce sono di passaggio, lasciate durante una fuga, magari verso l'alto? E qui la domanda diventa ancora più tagliente. Perché fuggire verso l'alto in un condominio se stai scappando? Stavi cercando un'uscita alternativa? Stavi andando da qualcuno? O eri già di casa in quel palazzo? Le analisi della scientifica dovranno dire se è sangue, di chi è e da dove parte davvero quella scia. L'altra grande leva dell'inchiesta è il profilo economico-relazionale della vittima. Diverse fonti parlano di un'attività parallela. Compravendita di preziosi non dichiarati, mercato nero dell'oro, orologi di lusso, prestiti a interesse. Una rete di contatti ampia, non limitata alla sola clientela triestina, ma con ramificazioni anche oltre confine, tra Slovenia ed Est Europa, e con presenze legate a comunità diverse in città. Questo tipo di mercato ha una regola ferrea. Non esiste il favore senza prezzo e non esiste il denaro facile senza rischio. Se Granieri si muoveva davvero in quel mondo, la lista delle persone che potevano avere un motivo per entrare in casa sua si allunga in modo vertiginoso. Eppure, nonostante questo, un fatto resta centrale. Non risultano segni evidenti di effrazione sulla porta. È il punto che cambia il romanzo. Perché se non sfondi, se non scassi, se non entri di forza, allora entri perché ti aprono, o perché hai una chiave, o perché sei atteso. L'ipotesi più lineare per gli investigatori è che l'assassino fosse una persona conosciuta dalla vittima, uno che poteva presentarsi senza far scattare l'allarme sociale del condominio. Un cliente, un conoscente, uno che magari arriva, parla, si fa aprire e solo dopo diventa killer. In questo quadro entrano anche elementi di biografia giudiziaria che, senza fare processi in TV, spiegano il contesto. Viene riportato che in passato Granieri sarebbe finito dentro procedimenti legati a prestiti, a ipotesi di usura poi cadute e ad altre contestazioni come ricettazione o esercizio abusivo di attività nell'ambito creditizio, senza condanne definitive, secondo quanto riferito. Tradotto, un percorso dove il confine tra affari e guai non era una linea netta, ma una zona grigia frequentata da anni. E nelle zone grigie, quando qualcosa si rompe, spesso non si rompe con una denuncia in questura. Si rompe in modo più brutale. C'è anche un tassello quasi cinematografico che aggiunge inquietudine, l'idea che Granieri stesse pensando di trasferirsi in Thailandia. Se uno ha davvero un tesoro in casa e parla di cambiare paese, le interpretazioni possibili sono due, e nessuna è tranquilla. O voleva godersi altrove il risultato di una vita di affari, oppure voleva sparire da qualcosa o da qualcuno. E se era la seconda, allora l'omicidio potrebbe essere arrivato come un stop definitivo prima che quel progetto diventasse realtà. Ora, per il nostro pubblico, quello che rende questo caso magnetico è la combinazione di tre elementi che raramente si incastrano così bene: luogo umile e patrimonio enorme, morte silenziosa e gesto netto, disordine da rapina e indizi da esecuzione. È un triangolo perfetto per una storia che non si risolve in due righe, perché ogni lato contraddice l'altro. Qui le domande al momento sono più delle risposte. Chi ha bussato a via Maclig 16? Che rapporto aveva con lui? Che cosa cercava davvero? Perché non è bastato prendere e scappare? Perché pulire una telecamera? Perché quelle tracce sulle scale? E soprattutto, il furto era il movente, oppure era la coperta buttata sopra un'esecuzione per farla sembrare un'altra cosa? Una cosa però è già chiara: questa non è una storia che si spegne. È una storia che ogni giorno aggiunge un dettaglio che sposta l'asse. E quando succede vuol dire che il caso è vivo e che qualcuno là fuori sa esattamente cosa è successo dentro quell'appartamento. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.